con la pisci corre e va, vai e torno maestà, con la pisci corre e va, vai e torno maestà. Non conosce sosta l'attività artistica dei Calandra e Calandra, autori di 8 videoclip dove viene messa in risalto la musica, la storia e la cultura della Sicilia. Di recente anche una tournée in America. Abbiamo con noi Giuseppe e Maurizio Calandra che sono in attività per preparare altre opere. Un casting per un videoclip, di che cosa si tratta, Maurizio? Ma si tratta intanto di un nuovo brano su cui puntiamo tantissimo, speriamo che sia appunto il brano che tirerà tutto il CD, ma di questo poi ne parlerà Giuseppe. Ripeto, stiamo preparando dei casting per un nuovo videoclip, sono richieste delle figure particolari, sarà un video diverso da tutti gli altri, e infatti stiamo cercando 15 ragazze dai 18 ai 25 anni che sappiano ballare, dico almeno un minimo. Ci sarà un coreografo che curerà tutte le coreografie, sarà Giacomo Matranga, Emanuela Di Martino. I casting saranno a Palermo presso l'Oxygen Calta Club in via Beato Angelico 16 a Palermo il 5 di marzo, domenica 5 marzo dalle ore 10:30. Vi aspettiamo, quindi chiunque pensa o sa ballare può presentarsi tranquillamente e far parte del nuovo videoclip. Per cercare di superare questo esame, videoclip, l'argomento Comunque no, lo vogliamo tenere segreto sinceramente, perché in contemporanea al videoclip noi speriamo di far uscire il nuovo CD. Il nuovo CD, possiamo dire il titolo, si chiama Ansemmola, e faremo un grandissimo evento dove presenteremo sia il nuovo CD sia il nuovo videoclip. Avete scelto già data e luogo? Sicuramente per i tempi di preparazione almeno un paio di mesi voleranno via. Speriamo a maggio di essere pronti per cominciare di nuovo quest'altra avventura. Diciamo nell'immediato, al di là del casting e del videoclip, ci sono altri progetti, altri programmi? Sicuramente questo qua ci sta tenendo impegnatissimi. Noi già abbiamo in futuro pensato anche di non fermarci, perché ci stiamo preparando anche per il terzo CD. Voi mandate, come ho detto in premessa, un messaggio culturale, perché le canzoni sono in dialetto e salvaguardare la nostra cultura, la nostra memoria è un fatto importante, e di ciò ve ne dobbiamo dare merito. Vabbè, se lo dite voi, noi non possiamo dirlo. È ovvio che sì, ormai ci siamo avventurati in questo percorso che con tanti sacrifici, ci tengo sempre a dirlo, in ogni mia intervista uscirà questo tanti sacrifici, però è fatto veramente con amore e con passione, e quindi si superano tutti gli ostacoli.